Davide Zolli, architetto libero professionista, sono il referente per Sinistra Ecologia e Libertà a Castrocaro, Terra del Sole, e sono qui perché penso che le forze di centro-sinistra debbano andare insieme a queste elezioni, e sono qui anche perché voglio dare sostanza a queste tre parole che compongono il nome del mio partito, Sinistra Ecologia e Libertà, e declinarle in termini di lavoro, in termini di, per quel che riguarda l'ecologia, i miei colleghi hanno già parlato della cementificazione del territorio, del POC. Ecco, noi questi strumenti urbanistici attuativi li dobbiamo assolutamente rivedere nei termini che hanno detto i miei colleghi, ossia diminuire la cementificazione del territorio per favorire il riuso, la ristrutturazione e il restauro. E poi l'altra parola importantissima, libertà, che io vorrei anche declinare con il termine laicità. Sono importanti i pluralismi, qui nel nostro territorio vivono tante persone di cultura diversa, con opinioni diverse, religioni diverse, oppure anche senza religione. Ecco, dobbiamo dare spazio a tutte queste persone. Poi voglio essere breve perché sono l'ultimo, aspetterete anche le parole del nostro Presidente Errani. Ecco, il nostro candidato sindaco Luigi si chiedeva anche per certe cose come fare per migliorare Castrocaro, come migliorare anche l'economia di Castrocaro. Io gli chiedo e chiedo a tutti i miei colleghi di impegnarsi nell'attuazione del nostro programma, perché a mio parere è un buon programma, è un bel programma, e i contenuti possono andare in quella direzione di ripresa economica, di ripresa sociale che è necessaria. Grazie.